di casa ancora a caccia della prima vittoria e del primo punto stagionale. Oggi ospita il Pupi di Verona. Benvenuti da Udino Baggio per Roblox al palazzetto dello sport di Trebaseleghe, Union Diavoli Pupi. Il fischio d'inizio e la squadra ospite in conduzione del... Accelera il numero 14, attende il difensore dell'Union Diavoli, poi in spaccata, nascosto dagli spalti, riconquista la palla l'Union Diavoli. La conclusione, la deviazione decisiva che beffa il portiere. Non può nulla, lui... Rodaro la lascia al centrale, che va largo, il pressing l'Union Diavoli. La palla nella terra di nessuno! Erroraccio della difesa in uscita. Pareggia subito l'Union Diavoli con il suo numero 10. La torre va dall'altra parte. Poi c'è il taglio in profondità. Cercato e servito la torre, non sfrutto. Va in profondità, cerca l'1-2, lo ottiene di fronte a Rodaro, si salta. Conclusione murata, quindi può ripartire il Pupi. Sinistro, parata, ci ha provato. Manovra in cerca di spazio. Palla dentro, conclusione, che parata di Rodaro. Palla corta per Beltrame, Beltrame evita l'intervento, conclusione, parata, poi sbaglia anche lungo da Pavanetto, invece va corto da Righi, dentro! La palla era per Scotton e invece viene deviata da un difensore del Pupi, quindi vantaggio. Pavanetto cerca il compagno, una finta lo favorisce, di nuovo dentro, Pavanetto l'aggancia, Pavanetto si accentra, parata di Ron. Sif, servito proprio il numero 7, che col mancino mette in mezzo e trova Giulio Righi, posizionato benissimo sul secondo palo. 3-1 Union Diavoli. Torre va da Righi in profondità, gli chiude l'1-2, a spazio la torre, controllo della prateria per servire la torre, il mancino, la torre ancora, si salva in 3 su questo pallone. Mignola si allarga dentro per Munesif, deviazione angolo che però non arriva. Secondo il direttore di gara riparte subito il Pupi, lancio lungo dalla parte opposta, si coordina di testa, mette fuori, può far ripartire Munesif. Munesif al contrasto alla meglio, Munesif dentro da Righi, ancora un autogol, sfortunato il Pupi, ma comunque c'era l'Union Diavoli. C'è tra gli spalti e poi riappare il pallone per la torre, da destra anche Pavanetto, la torre! Anche la torre si aggiunge al tabellino marcatori. Inizio di fuoco di questo secondo tempo. Dalla parte opposta, poi la palla alta nella terra di nessuno. Il primo a che c'è Scotton, che serve l'assist per il compagno e capitano Michele Beltrame. Anche lui nel tabellino marcatori. 6-1 Union Diavoli. E palla Righi, profondità, tenta il numero, se ne va, poi lo vede in sovrapposizione. Righi col destro, sventaglia dall'altra parte a cercare Pavanetto, doppio colpo di testa, Pavanetto appoggia per Munesif col mancino, ecco fuori per Righi, lasciato solo, a tempo per concludere, Rasoter dietro il pressing, la porta è sguarnita, la trattenuta e riesce comunque a infilare in gol Luca Scotton. 7-1, 6:27 al termine, ormai partita a senso unico. La mezza altezza, al tocco dentro, la riconquista però Righi. Righi può andare direttamente in porta! È solo il legno a negare il destro murato. Anche dalla valle col mancino in mezzo c'è Buxa tutto solo, Spagnuolo si salva. Sono il fischio della sirena che arriva in questo preciso istante. Prima vittoria casalinga per l'Union Diavoli, fa festa il popolo giallo-nero. 7-1, risultato finale ai danni del Pupi.